Quando vedo manifestazioni dove la mascherina non viene neanche utilizzata per non essere, come si può dire, ideologicamente dall'altra parte della barricata, mi preoccupa, perché tu puoi manifestare ma almeno mettiti la mascherina. Quando dice cerchiamo di non vanificare gli sforzi fatti fino ad adesso, il presidente della Regione Veneto va dritto al punto e parla a chi ha riempito le piazze in queste ultime settimane. Mettete la mascherina, lo ripete all'infinito, perché il rischio di tornare indietro è concreto. E questa è la domanda ricorrente. Torneremo ad essere chiusi in casa? Con questi dati no, però è tanto vero che a forza di battere la testa sul muro riesce anche a rompere il muro, qualcuno ha la testa più dura del muro. Muri che cadono, sono letti di terapia intensiva che si riempiono. I numeri non sono ancora preoccupanti, ma la velocità con cui i valori stanno cambiando sì. Oggi i nuovi positivi sono 931, il doppio di quelli registrati la settimana scorsa. E evitiamo di subire restrizioni semplicemente per la volontà di tirare troppo la corda. Non facciamo provvedimenti accessori. Ovvero il Veneto non farà nessuna fuga in avanti, ora che c'è la circolare del Viminale di ieri che vieta cortei e impone l'obbligo di mascherina. Dalle prefetture però fanno sapere che ancora nulla è arrivato, ma potrebbe essere questione di ore. Poi c'è l'annuncio del ministro Speranza di oggi. Dal 1° dicembre terza dose anche per la fascia 40-60 anni. Intanto arrivano i primi esiti del monitoraggio sulle scuole, con 12 positivi asintomatici scoperti grazie ai test Sentinella. Il virus continua a diffondersi dunque nelle scuole, questi sono i numeri. Attualmente ancora positivi in totale ne abbiamo 1382 e studenti in quarantena sono 7275 e gli insegnanti 446. La scuola primaria è ancora la fascia più colpita, oltre al nuovo protocollo che manda una classe in DAD solo in presenza di almeno 3 casi positivi. C'è lo sforzo che il Dipartimento di Prevenzione sta facendo per riuscire a tamponare tutta la classe in caso di un positivo almeno entro 48 ore.